Buonasera e grazie a tutti di essere venuti. Grazie soprattutto alla Fondazione Emilia Anna Biancavedova e al dottor Bugliesi e a M9 e tutti quanti per questa bellissima serata. Grazie a voi di essere venuti. Io sono Tommaso Pessina, sono il regista di questo film e adesso faccio una piccolissima introduzione, poi c'è la persona per cui siete venuti qui, una delle cose per cui siete venuti qui stasera. Comunque, allora, questo film nasce nel 2019 quando, per la lungimiranza della Fondazione Emilia Anna Biancavedova, per il suo presidente Alfredo Bianchini, ci viene chiesto a noi Twin Studio, che siamo un'agenzia di Milano che seguiamo la fondazione da un po' di anni, di realizzare in corrispondenza del centenario della nascita di Emilio Vedova un documentario che ne racconti un pochettino la figura. E noi siamo partiti, cioè io poi come regista sono partito da una serie di input che mi permettessero di tracciare la figura di Vedova, e uno dei più importanti sono stati i diari. A un certo punto trovo, perché allora non erano ancora stati ristampati da Marsilio, vedo che c'è questo volume qui di diari di Vedova, e allora lo prendo, inizio a leggerlo e letteralmente mi scoppia tra le mani. È un materiale eccezionale, magmatico, a volte anche un filo, come era lui, irruento al limite dell'accessibilità, proprio perché era così energetico, come l'avete visto sullo schermo. E per cui capisco subito che devono essere una chiave di volta di questo film. E a quel punto lì l'interrogativo è: che cosa ne facciamo? A chi li facciamo leggere? E questo qui è una cosa, cioè, allora si buttano un po' di ipotesi, di cose, di nomi. A un certo punto Adriana Vianello dice: ma ci sarebbe Tony Servillo. E vabbè, dai, Tony Servillo, ma ti pare? Tony Servillo, sì, Tony Servillo, perché conosce Vedova, ama Vedova, è venuto qui negli spazi della fondazione a vederlo. E non lo so, sembrava impossibile, perché dici, vabbè, il miglior attore che abbiamo oggi in Italia, il più importante, quello più conosciuto, viene a fare questo film che di pretese alte, ma di mezzi bassi, di mezzi quelli che avevamo, insomma, i giusti per fare un'operazione di questo tipo. E invece è stato uno di quei sogni che si sono avverati. E lui, con grande generosità e competenza e amore per la materia e per Emilio Vedova, è venuto, li ha letti e ha collaborato in questo film con questa interpretazione meravigliosa. E questa sera, siamo un po' tipo la rosa purpurea del Cairo, quando dallo schermo scende, il protagonista dello schermo scende e viene qui tra il pubblico. E per un secondo, diciamo così, evento straordinario, dopo il film, adesso mi fa molto piacere che ci sia Tony Servillo, che leggerà delle parti che non ci sono nel film. Delle parti, abbiamo selezionato altri passaggi abbiamo fatto una selezione e questa sera Tony Servillo ve le presenterà lì. Grazie. Allora, sono molto molto contento di essere qui con voi stasera, ancora una volta ad accompagnare questo bellissimo film e soprattutto a rendere omaggio a un enorme artista che è Vedova, di cui ho potuto ammirare poche ore fa questa splendida mostra allestita qui nel museo,
e stamattina la bellissima mostra Tempo inciso ai Magazzini del Sale a Venezia. E qui ancora una volta c'è un estratto di questi meravigliosi diari, dove devo dire che c'è anche un modo in cui Vedova scrive a volte un po' come dipinge, no? Sorprendendoci. A casa mi guardavano con una certa apprensione perché non guadagnavo, ma vedendo una così forte volontà ne rimanevano quasi travolti e, malgrado il bisogno estremo che c'era, sopportavano questo mio tentativo. I colori, le terre, le cartacce dei colori li trovavo da mio padre. Mio padre, decoratore, era sempre là a tentarmi col suo repertorio. Alla svelta, con colori fatti con l'acqua, rientravo nell'ordine. Andai così a cercarmi un lavoro da un antiquario restauratore e decoratore, un certo Zennaro, il quale pensò bene di farmi grattare tutte le più famigerate cornici del suo negozio, portarle a legno e poi gesso e cose del genere. Ma il mio lavoro era solo la raschiatura. E allora addio ideali. Aspettavo le ore della scappata da quell'impossibile antro, come una liberazione, e andavo alla scuola serale. Alla fine lasciai anche questo lavoro. E fu così che entrai senza clamore nello studio del pittore Armando Tonello. Avevo circa 13 anni. Raccontare qui le emozioni provate a quell'entrare in questo studio, in quel gruppo di pittori veneti, spensierati, generosi, sarebbe lungo. Varie e colorate esperienze in luce veneziana. Venivano là. C'era la modella, una bella modella coi capelli rossi, bellissimi, e mi mettevano fuori quando lei posava. Il pittore mi lasciava molto tempo solo e confesso che avevo paura, ma ero estremamente curioso di quello che si trovava nei cassetti degli armadi, dappertutto, e facevo ogni giorno in questo studio delle scoperte. Una sera salutai alla stazione di Venezia mio padre e mia madre. Lo zio Mancini mi fece far tappa a Firenze per mostrarmi Masaccio, gli Uffizi, Giotto, insomma un po' tutto. E poi ad Arezzo, Piero della Francesca. Indubbiamente questi scontri provocarono in me nuove suggestioni, tanto da influenzare tutta una serie di pastelli che ben risentono di questo dibattito. Qui apro una piccola parentesi, sentite la terminologia che utilizza, quanto è affascinante, no? Questi scontri provocarono in me nuove suggestioni, tanto da influenzare tutta una serie di pastelli che ben risentono di questo dibattito. Queste due parole rendono in maniera molto chiara il tumulto che quest'uomo viveva continuamente con l'esercizio del suo mestiere. E aggiunge: da un luminismo veneziano, Piazzetta, Tintoretto, a un farsi ora più sintetico e con squadrature di evidente influenza quattrocentesca. In quegli anni poi nell'aria c'erano le opere dei Carrà, dei Sironi, post-metafisici, che io non avevo avvertito per la mia educazione veneto-secentesca. 1938, Arturo Martini. Avveniva così che io mi portassi qualche volta alle zattere a disegnare gli ultimi residuati prospettici che erano nella mia mente. Avveniva che il Martini, che abitava vicino, sempre tanto agitato, puntasse spesso dall'alto gli occhi su questo mio lavoro con una diffidenza somma. Non avevo coscienza che Martini
fosse immerso in quella grande crisi che probabilmente collaborò a portargli via la vita. Scendeva giù tra il timido e lo sprezzante, il più delle volte attaccandomi e invitandomi a disegnare una foglia, la venatura di una foglia, provocandomi indubbiamente dei seri disappunti. Su Martini si faceva seria attenzione e veramente era un uomo che bene o male sapeva riempire lo spazio in cui viveva dentro. C'era uno sperimentale in lui che non gli veniva mai meno, neanche nella conversazione, curioso delle reazioni del personaggio attaccato, quasi che da quell'attacco potesse trarre dati di rivelazione. Insomma, come molti altri, io ne ero affascinato. Ecco perché ho sempre dato importanza a quel premio non ufficiale, non organizzato, che il Martini teneva quando teneva tavola alla Trattoria della Colomba e che una sera del 1938 volle darmi. Mi vide entrare sbandato con la mia cartella, vestito in quel modo strano che si pensava ostentazione. Sulla diagonale mi chiama e con aria scanzonata mi apostrofa: «Bardeo là, cosa se credeo iu?» O credeo, no? È meglio credeo. Scusatemi, io sono napoletano. «Cosa se credeo iu?» E dire che avevo chiesto prima consigli. Comunque è un bello scontro tra due lingue, no? Vien qua, ciò, questa l'ho detta bene. Ed io col tremore alle gambe e col cuore giù, a malo modo, mi avvicinavo. Visti i disegni, Martini dice: «Io faccio un premio per vedova, fora i soldi qua, voi altri». E tirato fuori anche dalla sua tasca, raccolto il gruzzolo, consegnarmelo, lasciandomi correre. Di questo fatto fui sempre molto commosso e ricordandolo ho sempre ragioni di commuovermi, anche pensando alla complessità drammatica di questa figura in crisi. Ero stato riformato, avevo ottenuto 6 mesi e trovo modo di non fare la guerra. La mia formazione antifascista non mi permetteva di essere un attivista di codesta vicenda. Lo sarei stato più tardi, riportandone anche una ferita. Il premio Bergamo fu un appuntamento tacito fra le forze più progredite che si trovavano in Italia. Uno strano convegno delle forze intellettuali antifasciste in un premio che, fatto da certi fascisti, doveva diventare una partenza quasi ufficiale antifascista. Ricordo di quella giornata il pomeriggio, in quella stanza da letto, dove eravamo almeno una ventina, con un'aria tra il massacro ed il caos. Certo, non simbolo edificante di struttura, di organizzazione, di volontà e di ordine, che era o voleva essere costume per un popolo impegnato all'impero. Tutte le volte che mi ricorrono alla mente quelle ore, sono quasi forzato a vedere in quel manifestarsi della giornata tutta una simbologia di gesti. Certo che quella piazzetta della Bergamo Alta, quel giorno, ha visto episodi inquietanti, sintomi precisi di un rovesciamento più o meno cosciente. Guttuso, con quella sua crocifissione, aveva fatto gridare all'anatema e il tutto veramente era fuori dal costituito. Benché giovanissimo, dunque, avevo deciso la mia strada e con chi avrei camminato. Capii subito, dunque, dove avevo degli amici e da quell'isolamento veneziano presto mi portai a Milano con una cartella di disegni, fortissimi segni e fortissime macchie sintetiche, con accentuazioni dinamiche per architettura veneziana, le quali Morosini mi disse che ero futurista e che parlavo come un futurista.
cosa che non mi andava tanto a genio, perché il futurismo allora era l'aeropittura, ma Morosini e gli altri precisarono ben presto che si trattava del primo futurismo di cui tuttora ammiro la grande forza rivoluzionaria. Esposi alla Galleria di Corrente, La Spiga, questi miei disegni e furono proprio quei giorni così vivi di incontri a far sì che si scrivesse in quelle ore quel manifesto rivoltoso che avrebbe dovuto essere pubblicato sulle edizioni dei Quaderni Rossi. Infatti, in una di quelle sere si compilava nella casa di Raffaellino De Grada quel manifesto agli intellettuali invitante all'assenteismo, alla rivolta, perché la posizione di resistenza passiva passasse a resistenza attiva, a un incendio. Avevamo con noi, già grandi e sviluppate, le fotografie di Guernica, e Guernica veniva a far parte della storia italiana. A Guernica ci ispirammo, a Guernica domandammo le parole più forti, l'impeto più deciso. Questo manifesto non ebbe mai la possibilità di essere stampato, perché una mattina un sopralluogo della polizia politica nella galleria fece sì che io dovessi prendere quelle bozze che erano rimaste sul tavolo della direzione e trovare il modo di nasconderle e distruggerle. Quel giorno stesso Raffaellino fu arrestato e noi tutti dovemmo scappare. Così la mia prima mostra personale fuori Venezia fu lasciata a se stessa e mi ritrovai a Venezia. Ostentavo un vestire per niente segreto, un modo palese tra il visionario e lo strano. Mi avvicinavo alla montagna. Presto mi trovai nell'Alpago, che doveva diventare prestissimo terra di sanguinosi combattimenti, con la pieve bruciata dai tedeschi. Nel mio vagabondaggio di primo inverno incontrai Rodolfo Sonego. D'accordo decidemmo di prendere contatti col Comitato di Liberazione Nazionale di Belluno. Ben presto i contatti si ampliarono e dopo pochi giorni una compagnia di partigiani si era raccolta nelle alture dell'Alpago. Mi raggiunse colà anche mio fratello Gino, già operante a Venezia, e incominciò allora la dura vita della montagna. Dovrei elencare troppe cose, i rastrellamenti, la ferita, le fughe, i giorni tragici, l'inverno disperato con l'assurdo comunicato di Alexander. Col mio sacco partigiano riportai una cartella di disegni, presto dispersa, dai quali trassi però una serie di tempere partigiane. Purtroppo, venuto a casa dalla guerra, le cose per me non erano finite. Dovetti immediatamente rientrare in ospedale. Senza parlare di miracoli, certamente una circostanza straordinaria fece sì che io potessi salvarmi senza intervento chirurgico. Dalla guerra ero uscito in malo modo, depresso anche moralmente. Troppo presto avevo visto il riaffacciarsi dell'opportunismo e delle ambiguità dello ieri. Nel frattempo lasciai lo studio a Palazzo Carminati e già prima del 1946 ero nel mio attuale studio in Fondamenta Bragadin, finalmente vicino alle Zattere. In questo studio io ho abitato anni tumultuosi. Nel 1948, dopo la prima famosa biennale del dopoguerra, eravamo stati invitati per una mostra a Bologna. Ci trovammo artisti e critici d'avanguardia. Fu colà che io ebbi degli interrogativi sul mio credo politico. Non ero mai stato iscritto al Partito Comunista, ma avevo ritenuto opportuno aderirvi proprio nella primavera del 1948, al momento delle elezioni, per prendere una posizione scoperta, come dissi allora, per non passare in nessun modo per opportunista, pur avendo profondi dubbi.
Non rinnovai la tessera la seconda volta. In quell'inverno, essendo un iscritto all'albo dei pittori, e tutte le iscrizioni sono sempre delle fregature, dovevo pagare. E questa volta dovevo pagare le tasse. Periodicamente mi arrivavano delle pagelle indecifrabili, con tanti zero da una parte e tanti zero dall'altra. Essendo per me tutto questo inquietante, pensavo di liberarmi dell'ordigno strappando e buttandolo alla corrente del vicino canale. Ma un giorno questi pensarono bene di mandarmi a casa una serie di omini con l'intento preciso di voler entrare. Ed era questa una cosa che mi metteva in serio allarme, perché qualcuno mi disse che mi avrebbero portato via perfino il cavalletto. Quando si è poveri ci si difende. Strategicamente da tempo ormai avevo realizzato una specie di fessura capace di farmi identificare i beni accetti e i mali accetti nel mio studio. Le resistenze passive qualche volta mi avevano fruttato il dileguarsi ab aeternum di qualche creditore. Ma questi, come la pioggia di quei giorni, continuavano a insistere. Eppure le facce non erano delle più tranquille. Potevo leggere il disappunto per questa strana operazione cui erano costretti e che sapeva di funerale. Tutte le volte avevo la meglio non rispondendo, ma loro tornavano. Una mattina, alla solita ora, ecco che arrivano. Una mattina grigia, nebbiosa, brontolano, il batacchio insiste. Io andavo a letto praticamente vestito per difendermi dalla grande umidità e dal freddo pungente. Decido un'azione. Mi spoglierò completamente e apparirò a loro come una paura. Vedete che lingua fantastica. Bianco, di quel bianco che si può avere in un avanzato inverno senza nella pelle i minimi residuati di un sole balneare. Esco dal mio studio, mi avvicino al portone. Nell'entrata famigerata, grande, con nel fondo una vetrata e controluce una pece nera di barca messa per in piedi, insomma, tutto questo era lo sfondo. Apro il portone e a più forte regia salto indietro per un maggior recupero d'immagine da parte loro. Ed eccomi, con tutta la mia lunghezza, con gesto metaforico, pronunciarmi a cadenza volgendomi. Questo è il davanti e questo è il di dietro. Simultaneamente la regia ebbe il suo orrido effetto. Li vidi sbandarsi, non connettere, scappare e per lungo tempo fui saldo. Capii allora direttamente nuove possibilità di materie, di incontri coloristici, nuove possibilità di espressione grafica. Nacquero così alcuni quadri come Scontro di situazioni 1951. Cercavo di realizzare nel quadro più dati espressivi, come un grande racconto universale. L'azzurro di una più bella domenica messo in scontro simultaneo con una presenza sentimento di una fucilazione o di una battaglia, di un bombardamento, così come succede nella vita di tutti i giorni, attraverso ormai le nozioni e emozioni che ci arrivano dalla radio, dal giornale, dal cinematografo. Possibilmente una coscienza del cuore universale. Multiple presenze, insomma. Tutto questo cercavo di realizzare attraverso lo scontro dialettico di colori, di segni, e in questo senso ancora credo di non aver detto tutto. Avveniva così che io continuassi più libero quel mio discorso, che aprissi così un giro di intuizioni tuttora attive.
I collage mi furono cosa utile. Quella fu un'esperienza complessissima, tesa fino all'esaurimento nervoso, ma quanto generosa. Questa complessa esperienza di allora trovasi testimoniata in alcuni piccoli quadri. Una serie di disgrazie mi affonda maggiormente dentro me stesso. Muore mio fratello Alfredo su una conseguenziale di lavoro, operaio a Marghera, pesante e insostenibile, riaffiorano sentimenti sociali. Troviamo una casa a Venezia che tutti ci dicono bella, ma che a me non piace e neanche a mia moglie, che mi conosce, perché lo studio ne rimaneva fuori. Nel mio vecchio studio di sempre vado a lavorare, un inverno durissimo, di poche immagini che non riesco a congegnare. Tutto mi si urta dentro, le ultime esperienze, tutto. Tumulto, esposto alla Società di Cultura a Roma, è forse un sintomo di questa storia. Senza averne bene coscienza, lo vedo più tardi e faccio visione. Infiniti oli su carta, disegni, tele. Sullo scontro ne feci anche 4 tele molto grandi che all'ultimo momento non mandai alla Quadriennale romana. Mi sembrò giusto potermeli vedere ancora, prenderne maggiore coscienza. Mi trasportai queste opere a Venezia e credetti bene, data la mia natura polemica, mostrarle nel mio studio, farne se possibile una palestra, discuterne coi giovani, coi meno giovani. È stato sempre questo, e lo è tuttora, il mio pensiero, non facendomi certo delle grandi illusioni, anzi sapendo benissimo che il più delle volte ne nascono soltanto degli stupidi opportunistici saccheggi che lasciano il tempo che trovano, ma è anche per l'estrema fiducia di continuare quel clima dialettico del dopoguerra che avrebbe dovuto maggiormente, a mio avviso, far sì che la pittura fosse qualcosa di patito nella vita stessa. Non vorrei essere frainteso e cedere così a un sentimento demagogico, sapendo benissimo tutti oggi che tutto si può dipingere, che l'uomo è infinito, che la grandezza sta nei quanti del sentimento partecipante. E ancora una volta, dopo un attento esame, per meglio essere cosciente su tutti i dati che avevano portato all'attuale dialettica figurativa, con i relativi risultati formali, stabilii confrontazioni, gradi di coscienza, rapporti, e da questa seria disamina potei trovare partenze che a me stesso erano insospettate. Grazie.